Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con 20 e 10, l'approfondimento quotidiano sui grandi temi, le notizie, gli argomenti principali. Questa sera parleremo di un tema molto caro a tanti nostri telespettatori, che è quello dell'agricoltura. In studio, qui con me per aiutarci ad approfondire l'argomento, Nazareno Gerolimetto, consigliere regionale del Veneto. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. E Paolo Quaggio, presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia. Buonasera. Quindi buonasera, un tema dicevamo molto caro a tanti telespettatori, ne abbiamo già parlato in precedenti puntate di 20 e 10, ci eravamo lasciati in particolare quest'inverno parlando delle difficoltà dell'agricoltura dovute all'eccezionale siccità che aveva caratterizzato appunto l'inverno che si è concluso da poco. Ora fortunatamente le precipitazioni sono arrivate. In questo momento, Quaggio, la situazione com'è? Beh, in questo momento è una situazione diciamo normale. Il problema non è questo momento, ma il problema è della siccità, è proprio un problema futuro, nel senso che le precipitazioni che abbiamo avuto nell'ultimo periodo sono state importanti da un lato, a parte che è piovuto anche molto a zone, per cui non tutte le zone sono state bagnate nella stessa misura. Però la realtà è che la pioggia è servita al momento. Se non dovesse piovere di più e quindi rimpinguare diciamo, quelli che sono gli invasi, il problema sarà un problema per che ne so, giugno, luglio e agosto, quindi l'estate, perché non si sa che tipo di estate sarà, se è uguale o simile a quella degli anni passati, sarà un'estate dura da affrontare dal punto di vista della siccità. Ecco, quindi Gerolimetto, insomma, le aziende non possono ancora tirare un sospiro di sollievo, siamo ancora in una fase di stand-by. Diciamo che ad oggi gli invasi si sono rimpinguati, però come ha giustamente detto il collega agricoltore anche lui, il problema si può rappresentare fra 40 giorni perché le risorse idriche degli nostri invasi garantiscono 40 giorni e siccome non ci sono state precipitazioni nevose non possiamo contare sullo scioglimento della neve che continui ad alimentare gli invasi, quindi dobbiamo sperare che per questa estate ci siano delle piogge almeno in montagna che continuino a tenere gli invasi ad un livello tale da garantire l'approvvigionamento idrico per la zona di pianura. Ecco, quindi questo è il quadro, luci ed ombre, il titolo della puntata di questa sera, perché se ci sono delle buone notizie ci sono anche purtroppo molte criticità in questo settore, nel settore primario, Quaggio. Beh, sicuramente non dobbiamo assolutamente tenere presente che l'agricoltore lavora all'aperto. E quindi il tempo nelle sue manifestazioni può dare ma può anche togliere molto. La siccità è un caso diciamo di adesso, ma che ne so, la grandine, il gelo di 20 giorni fa più o meno in alcune zone è stato decisamente devastante, per cui le aziende devono fare i conti anche con col tempo in generale. Il problema secondo me più grosso che ha l'attività agricola in generale, a parte il comparto probabilmente vino, è proprio la redditività del lavoro. Il lavoro agricolo attualmente non è assolutamente remunerato per quello che vale, per cui molte aziende che non arrivano ad avere un reddito sufficiente a sostenere diciamo, la famiglia agricoltrice, ma anche da un lato a sostenere l'azienda, non hanno la possibilità di prevedere degli investimenti, quindi dei miglioramenti negli anni futuri, e questo è un po' il cane che si morde la coda purtroppo, che l'azienda anche che avrebbe la possibilità e la voglia di progredire di fatto manca questo incentivo, e quindi arrivare a garantire per certi versi un reddito alle aziende diventa assolutamente doveroso se vogliamo che l'agricoltura continui a progredire. Per cui insomma lo speriamo, però bisognerà prendere alcuni provvedimenti secondo me. Insomma. Ecco, abbiamo un consigliere regionale, quindi vuole approfittare dell'occasione per dire quelle che sono le richieste delle imprese, del mondo agricolo. Penso che sfondi una porta aperta, visto che anche lei è attivo nel settore.
Ma non è, come si può dire, non è una richiesta diretta, non è che la politica possa dire facciamo così e risolviamo il problema, perché non è poi così semplice, che il problema è abbastanza ampio, abbastanza vasto. In parte alcune direttive diciamo di tipo politico a livello regionale che andassero ad aiutare le aziende agricole o indirizzare le aziende agricole in un certo senso farebbe sicuramente bene. Da un lato, diciamo, anche da agricoltore, dico anche gli agricoltori devono fare la propria parte, per cui si devono impegnare a cercare di costruire una filiera che possa essere redditizia. Il rapporto in questo caso proprio con le filiere potrebbe essere governato o gestito dalla regione in maniera che tra chi coltiva e chi consuma, che sono i due anelli più deboli della filiera, ci sia una ridistribuzione del reddito in maniera che tutta la filiera ne benefici in maniera solida, in maniera che la filiera si possa reggere, perché non può essere che l'agricoltore, che è il primo anello della filiera, lavori sempre con l'acqua alla gola, un po' strangolato da quella che è o la grande distribuzione o l'agroindustria e quant'altro, per cui sicuramente un ridimensionamento, una revisione, diciamo, del rapporto di filiera diventa assolutamente importante. E che poi l'anello ultimo della catena invece, che è il consumatore, che siamo tutti noi che andiamo a fare la spesa, magari ci troviamo con frutta, verdura a prezzi esorbitanti. Se lei calcola che quello che mediamente paga il consumatore al negoziante, di quel prezzo solo al massimo il 18% arriva all'agricoltore, quindi molto spesso la gente va a fare la spesa al negozio e dice mamma mia, questi agricoltori chissà quando prendono. In realtà poi il prezzo al minuto in particolare non è il prezzo che prende l'agricoltore, perché l'agricoltore arriva attorno al 18% di quel prezzo, per cui... Ecco, quindi Gerolimetto, degli interventi che andrebbero a favore delle aziende agricole e anche dei consumatori, dei due anelli, il primo e l'ultimo della catena, no? Guardi, la politica deve accompagnare i percorsi e dare tutti gli strumenti possibili. Ad oggi a livello regionale gli strumenti che abbiamo sono quelli dei cofinanziamenti dei fondi europei. E oltre al fatto che dal Veneto è partita una legge ancora oltre 10 anni fa sull'indicazione obbligatoria in etichetta, i vari procedimenti, mi sembra che sono 4 tra mozioni e ordini del giorno approvati nel Consiglio regionale all'unanimità per l'indicazione obbligatoria in etichetta, per esempio del latte, che finalmente dopo tanti anni è arrivata a livello europeo pochi mesi fa. C'è anche da dire che abbiamo dovuto contrastare e stiamo contrastando, direi quasi per fortuna che oggi a livello mondiale sono un po' cambiati gli equilibri, perché con l'arrivo di Trump si sono sospesi i TTIP, i trattati internazionali per lo scambio delle merci, e l'Unione Europea aveva approvato questo tipo di percorso che sembra una cosa lontana, lontanissima, invece prevedeva di abbassare i livelli di sicurezza, parliamo di sicurezza alimentare. Ricordo che sulle carni in Italia e in Europa non è consentito l'uso degli estrogeni, che invece è consentito nei paesi, in America, nelle Americhe. E quindi abbassare i livelli di sicurezza per far venire in Europa prodotti che non potevano garantire la qualità e la sicurezza alimentare che abbiamo, era una roba che abbiamo ostacolato in tutti i modi. C'è anche da dire però che dei deputati nazionali hanno votato a favore di questo, anche italiani che hanno votato a favore dei trattati internazionali. Quindi le cose non arrivano, non piovono dal cielo, sono sempre gli uomini che le fanno. Ma per tornare sul ruolo della regione, allora
abbiamo a disposizione i fondi europei per lo piano per lo sviluppo rurale e sono 1.184 milioni in 6 anni. Dal 2014 al 2020 la politica agricola comunitaria si articola. Quindi insomma è un bel gruzzoletto, voglio dire, che si può... È un bel gruzzoletto. Come Veneto stiamo facendo la nostra parte e infatti non abbiamo rischio di disimpegno. Cosa significa? L'Unione Europea assegna dei fondi all'Italia, a tutti i Paesi membri, però gli dà anche un tempo per riuscire ad impiegarli, e cioè erogarli al territorio, alle aziende agricole, agli sviluppi possibili. E il Veneto, sono solo 2 le realtà italiane che sono riuscite a spendere quanto era dovuto, quindi spendere vuol dire erogare. Quindi li stiamo sfruttando, insomma, stiamo sfruttando al pieno, questi fondi. ma purtroppo siamo solo 2. Bolzano, la provincia di Bolzano e il Veneto, mentre abbiamo regioni, tutte le altre regioni d'Italia rischiano di dare indietro i soldi all'Europa. Abbiamo l'agenzia, l'AGEA, che è l'Agenzia Nazionale per l'erogazione dei fondi, che sta vivendo un periodo di crisi strutturale drammatica. Nel 2017 stanno pensando che forse non riusciranno ad erogare i fondi del 2015. Stiamo parlando delle assicurazioni in questo caso o in generale? Stiamo parlando in generale, ma in particolare, visto che i consorzi di difesa sono molto attivi e sono partiti dalla nostra regione, anzi dalla nostra provincia, assicurare il raccolto significa assicurare una rendita, assicurare il reddito dell'impresa. La interrompo un attimo, Gerolimetto, perché se ne parlava proprio prima. Qua, dicevamo, no, le aziende, il rischio maggiore è proprio legato alle condizioni meteorologiche, certo, all'eccesso d'acqua, alla siccità, piuttosto che alle grandinate. Purtroppo i mutamenti climatici stanno incidendo pesantemente anche in questo, e da sempre da parte della regione, ma da tutti gli organismi preposti, c'è stato un forte appello alle aziende ad assicurarsi. Molti imprenditori l'hanno fatto, dovevano essere in qualche maniera aiutati ad affrontare queste spese e invece... Invece purtroppo i ritardi appunto nei pagamenti della quota nazionale per quello che riguarda il premio dell'assicurazione ha messo in crisi da un lato le imprese che si sono viste richiedere dai vari consorzi il pagamento del premio, che in teoria doveva essere pagato dallo Stato, e da un lato anche gli stessi consorzi che si sono visti obbligati a chiedere questo pagamento del premio, perché il consorzio non è una banca, non ha una sostenibilità liquida, diciamo così, da poter anticipare ad esempio i lo soldi, può anticipare, che ne so, un anno, proprio perché sapendo che a fine anno entrano, diciamo, i pagamenti dello Stato, il consorzio garantisce il sostegno fino a fine anno più o meno. Ovvio che se stanno pagando adesso il 2015, siamo già ormai a metà del 2017, siamo decisamente molto in ritardo, e questo ha messo in crisi sia da una parte le aziende agricole, che si sono viste a chiedere un premio maggiore rispetto a quello che era pattuito, rispetto a quello che era il costo che loro avevano pattuito per l'assicurazione, e sia naturalmente i consorzi che non hanno la possibilità di mantenere, diciamo, questo livello di garanzia verso le aziende. Secondo me, per quello che riguarda poi le assicurazioni, c'è anche un altro discorso. Si sono negli ultimi anni obbligati gli agricoltori a fare assicurazioni plurime, diciamo, non solo la grandine ma anche altri tipi di assicurazioni, e questo per certi versi ha portato alcune aziende a
storcere un po' il naso, nel senso che diventa impegnativo da un lato come costo, ma anche poco remunerativo dal punto di vista poi della realizzazione eventualmente del danno. Perché? Perché se si calcola che la franchigia rispetto alla grandine, che è del 10%, passa al 30%, sinceramente un agricoltore dice: se mi devo assicurare per un certo danno e so già che il 30% non mi verrà pagato, non so se mi conviene più alla fine. Esatto, insomma. quindi alcune aziende sicuramente hanno fatto i loro conti, come è giusto che sia, e alcune aziende hanno rifiutato, diciamo, di fare l'assicurazione, anche se sicuramente attualmente l'assicurazione è un mezzo per garantirsi quantomeno di non rimettere completamente, per cautelarsi, insomma, nel caso di in particolare verso quelli che sono i costi dell'azienda. È in programma, è in progetto, è in studio invece la possibilità di assicurare il reddito, che è un'altra cosa. Ecco, ne parliamo tra pochissimo, la regia chiama la pubblicità, ci rivediamo tra pochi minuti. Ecco, rieccoci in diretta, 20:10, ben ritrovati. Stavamo parlando di agricoltura con Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia, e Nazareno Gerolimetto, consigliere regionale del Veneto. Chiudiamo velocissimamente il discorso che stavamo facendo sulle assicurazioni, con questa possibilità di assicurare il reddito, stava dicendo Quaggio. Diciamo una salvaguardia verso quelle che è l'instabilità ormai dei mercati, per cui una garanzia che se il prezzo della merce dovesse scendere sotto un certo livello, ci sarebbe l'intervento per riequilibrare, diciamo, il prezzo. È un discorso molto ampio, che non è ancora sicuramente definito, perché poi le idee in questo campo sono molte e è difficile poi accorparle, diciamo, in un unico provvedimento o una serie di provvedimenti che siano adatti a tutti. Però l'idea per sopperire, diciamo, a quello che è in particolare la volatilità dei prezzi dei mercati sarebbe proprio quella di un'assicurazione sul reddito, che tutto sommato potrebbe essere anche un'idea veramente molto valida. Ecco, Gerolimetto, potrebbe essere un'idea valida secondo voi questa? È certamente un'idea valida, soprattutto contando anche sul fatto che a livello europeo è stato deciso di sostenere questo tipo di intervento sulle assicurazioni, per non dover più intervenire nei casi di emergenza, trombe d'aria e quant'altro che si verificano quasi regolarmente sul nostro territorio. E siccome, ripeto, la provincia di Treviso è stata anche una pioniera in questo percorso col consorzio di difesa, e abbiamo avuto, noi che siamo, diciamo così, i terminali dove gli agricoltori e le aziende si rivolgono, quando non vedono arrivare quello che era pattuito, perché in realtà era stato pattuito, ci hanno tempestato di telefonate, di messaggi, incontri vari. Purtroppo noi continuavamo a dire che era stato sottratto questo tipo di adempimento alla nostra agenzia, AVEPA, l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, ed era stato assegnato all'AGEA, AGEA Roma. E noi dicevamo: è colpa di AGEA, ecco i soliti leghisti che ce l'hanno con Roma, quando lo dicevamo noi. Oggi qua ho un'agenzia del 17 maggio, è stato audito alla Commissione Agricoltura della Camera il direttore della VEPA Roma, e proprio il presidente della Commissione Agricoltura sta dicendo che non è possibile che AGEA ha a disposizione i fondi da 2 anni e non è in grado di erogarli. E purtroppo il direttore dell'AGEA dice anche che
e lo leggo, entro luglio 2017 saranno pagate le domande delle misure a superficie del 2015 ed entro settembre sarà messo a regime il pagamento. Quindi insomma in teoria questi soldi dovrebbero arrivare a breve, si spera. I soldi ci sono, ma dovrebbero arrivare, però intanto sono 2 anni che si aspettano e dice anche che non disconosco che AGEA abbia delle difficoltà e sono consapevole che i veri soggetti che subiscono sono gli agricoltori e dice anche che è presuntuoso ritenere però che questo possa avvenire e quindi che la normalità possa avvenire in una o più annualità, quindi non facciamoci troppe illusioni, bene che siano consapevoli che hanno un grosso problema, ma devono trovare delle soluzioni. Non è possibile che l'Italia rischi di dare indietro soldi all'Unione Europea perché non è in grado di spenderli, perché vuol dire becchi e bastonai. Sì, è vero, sarebbe davvero molto grave questo per le tante imprese che attendono a maggior ragione. Cioè chi non li spende li passa a chi li spende e che ha la potenzialità di spenderli. Gli altri stati europei che magari no, parlo proprio anche in Italia, cioè se c'è qualche regione che deve spendere 100 e spende 80, i 20 vanno a regioni magari che hanno speso già 100 e che avrebbero la potenzialità di spendere altri 20. E quindi il premio, diciamo, europeo rimane in Italia e va distribuito dove si lavora. Questo potrebbe essere un metodo, per esempio. Cioè, questa è una proposta, insomma, che lei fa. La butto là, cioè, nel senso che io credo che è ovvio che se in alcune regioni, in alcune realtà, per un motivo o per un altro non c'è la capacità, diciamo, di mettere in atto gli investimenti che si dovrebbero mettere in atto, è anche giusto che chi invece ha questa potenzialità, invece di vedersi tarpate le ali perché potrebbe spendere 120 e ne ha solo 100, quindi avere la possibilità di assorbire queste eccedenze, diciamo, questi mancanti investimenti e dare la possibilità alle proprie aziende di usufruire perché no? Cioè, è un bene che ha l'Italia come nazione, eventualmente viene redistribuito. Allora, non lo so dal punto di vista pratico se questo possa essere messo in atto, però potrebbe essere un'idea, ecco, la metto là così. Una volta succedeva questo e il Veneto ha beneficiato anche di questo tipo di redistribuzione dei fondi non spesi delle altre regioni, ma ad oggi non funziona più così. Peccato. E ritornano in Europa e poi vanno redistribuiti su tutti gli Stati membri, quindi vanno persi ed è veramente drammatico avere un territorio che ha dei bisogni estremi, ma anche dalla salvaguardia del territorio, del suolo, dei corsi d'acqua, dei fiumi, eccetera, e non riuscire a spenderli, ma no, perché non ci siano i progetti, la progettualità e la capacità di investirli, perché c'è una struttura burocratica che non è adeguata a quelle che è le esigenze e le richieste del territorio. Ecco, e questo sarebbe davvero molto, molto grave in questo panorama che abbiamo un po' tracciato della situazione dell'agricoltura veneta in particolare. C'è una domanda che vi volevo fare, perché molto spesso si legge nei giornali che c'è, determinato forse anche dalla crisi economica di tanti settori che c'è stata negli ultimi anni, un ritorno alla terra, anche da parte di giovani che magari non riuscendo a trovare lavoro in altre situazioni ritornano alla terra, ritornano a coltivare magari degli appezzamenti che erano dei nonni, della famiglia. È così qua, Gio, state assistendo un po' a questo fenomeno? Vabbè, sicuramente c'è un ritorno, diciamo, non in massa, ma abbastanza numeroso di giovani che tornano all'agricoltura, legati soprattutto magari a famiglie che erano già tradizionalmente agricoltrici, per cui sicuramente c'è questo ritorno. Quello che
però secondo me dovrebbe consolidarsi, proprio perché i giovani rimangano, poi non è che provino in agricoltura e poi smettono, ma proprio perché si consolidi il fatto che ci sono giovani che tornano in agricoltura, è la prospettiva. Cioè, torniamo al discorso che facevo prima: se c'è un reddito l'agricoltore rimane, ma ancora di più i giovani sono spronati a entrare in un ambito lavorativo che è redditizio. Ovvio che se questo non c'è, il giovane, al di là poi che degli sproni che anche la Regione dal punto di vista proprio col PSR ha dato la possibilità ai giovani di inserirsi con vari interventi, e questo sicuramente ha avvantaggiato, diciamo, i giovani in questo campo, però la realtà è che il costo della terra è molto elevato, per cui se un giovane ha, diciamo, la fortuna di avere la famiglia alle spalle che ha già degli appezzamenti, può anche inserirsi. Partire completamente da zero per un giovane fare agricoltura diventa un'impresa titanica, diciamo, perché veramente a questo punto i costi, nonostante gli aiuti appunto della regione, diventerebbero talmente alti e i redditi sono così limati, così bassi, che non darebbero spazio. Ecco, quindi ritorniamo al discorso sì, iniziale, quello del reddito di impresa. È ovvio che la prospettiva, no? di reddito e il reddito stesso diventano la pietra miliare per poter fare agricoltura di un certo tipo, per poter continuare a fare agricoltura. Ecco, voi dal vostro osservatorio come avete, diciamo, visto e vissuto questo ritorno dei giovani, ma non solo, alla terra e all'agricoltura? Noi con le misure del piano di sviluppo comunale siamo riusciti ad agevolare i ricambi generazionali e far sì che ci siano dei nuovi insediamenti in agricoltura, ma questo è lo start, l'avvio, però l'azienda si deve confrontare col mercato, perché c'è un aiuto per l'avvio, ma poi il mercato. E purtroppo nell'analisi della spesa delle famiglie, prima il collega ha ricordato che ogni euro speso dal consumatore solo 17-18 centesimi vanno a remunerare il lavoro e gli investimenti dell'agricoltore. Poi anche se pensiamo che su una spesa media per la famiglia, che oggi è stimata intorno ai 2.500 euro mensili di consumi, i consumi di una famiglia sono stimati intorno ai 2.500 euro. Di questi solo 440 euro vanno per acquisti di prodotti alimentari. Quindi non siamo più negli anni 50 dove il 60% dello stipendio andava speso per alimentarsi. Oggi solo il 18% della spesa va a comprare alimenti. Quindi il mercato si è notevolmente ridimensionato e stiamo vivendo prezzi dei prodotti agricoli a livello di 30 anni fa. Confrontandoci col livello mondiale è inevitabile che questo succeda, e i giovani hanno delle prospettive solo se sanno interpretare il mercato e proporsi direttamente al consumatore, evitando le lungaggini e i costi della filiera distributiva. Ecco, sicuramente io credo, da consumatore, diciamo, non certo da operatore del settore, che ci sia però da parte delle persone magari una riduzione della spesa, ma una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti che si portano sulle nostre tavole. Quindi magari si fanno meno acquisti, ma mirati, si guarda alla qualità, si guarda alla filiera, si guarda anche a questi aspetti, per cui magari sono tante piccole eccellenze del nostro territorio che possono in questo momento avere un consumo maggiore. Beh, sicuramente da parte del consumatore, perlomeno una gran parte del consumatore, c'è attenzione su quello che va acquistato. Da parte dei produttori non c'è dubbio che l'Italia a livello produttivo, parlo proprio a livello qualitativo, non abbia rivali al mondo per due aspetti: la bontà legata anche
diciamo, alla posizione che ha l'Italia a livello produttivo, ma anche legata soprattutto ai controlli sanitari e quant'altro che hanno le aziende proprio per garantire questa qualità, per cui la qualità dei nostri prodotti per certi versi è assolutamente indiscussa. Abbiamo per esempio molti consumatori che si stanno orientando verso la coltivazione biologica, e che è un settore agricolo che sta crescendo in maniera esponenziale. Era una nicchia fino a qualche anno fa. Esatto, è diventata una nicchia molto grande, quindi ha perso, diciamo, un po' l'entità di nicchia, ma la richiesta da parte del consumatore di prodotti biologici è sicuramente aumentata in maniera esponenziale. Questo vuol dire che l'attenzione da parte del consumatore c'è anche da parte dell'agricoltore, la garanzia verso il consumatore del prodotto. Quello che manca a volte sono le indicazioni del prodotto che si vende. Parlava prima di etichettatura. Secondo me, in particolare nei prodotti trasformati, scrivere nell'etichetta l'origine del prodotto sarebbe fondamentale. Si è fatto per l'olio, si è fatto per il latte adesso, però perché non devo scrivere sul pomodoro, sulla salsa del pomodoro, se il pomodoro è italiano, se il pomodoro è cinese oppure è marocchino, quello che è. Cioè, lo scrivo e basta, poi io consumatore mi vado a leggere l'etichetta, su quello cinese risparmio 50 centesimi, mi va bene risparmiarli, li risparmio, so che compro una certa cosa. Ma magari il consumatore adesso vorrebbe anche qualcosa di più, non solo l'italiano, ma magari il prodotto veneto, perché c'è questa incentivazione anche del chilometro la qualità zero, verificata della regione, secondo me già garantisce alcuni prodotti, l'ortofrutta, la carne e quant'altro. Sicuramente è un marchio, secondo me, da approfondire, da ampliare. La realtà è che bisogna, al di là del consumatore, che anche, faccio un po' di autocritica, anche le aziende agricole entrino un po' in questo meccanismo. Cioè, è vero che faccio prodotto di qualità, ma è anche vero che se qualcuno me lo certifica entro in un sistema, diciamo, di mercato che mi sostiene questa qualità, per cui diventa un valore aggiunto. Certo, quindi ho un valore aggiunto e un reddito possibilmente maggiore. Quindi è vero che fare la roba di qualità costa di più, ma mi viene anche valorizzata. Quindi ecco, un made in Veneto, quindi che potrebbe essere molto, molto richiesto dal consumo. Purtroppo non si può mettere made in Veneto, ce lo vieta lo Stato italiano e anche la comunità europea. Possiamo, e quello che possiamo l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una legge per la qualità verificata, è uno strumento nelle mani della produzione perché possa avvalersi di questo bollino di qualità e di salubrità. Il Veneto, come l'Italia tra l'altro è leader mondiale, e il Veneto in Europa e in Italia non è certo ultima, abbiamo 36 prodotti tipici e 387 prodotti tradizionali, e sono queste le nicchie che stanno crescendo assieme al biologico, però sempre ricordandoci che i consumi in Italia sono calati. Nel corso del 2016 sono calati del 6% i consumi di carne, del 5% i consumi di salumi, sono parzialmente controbilanciati da un aumento del 2% sulle verdure e del 5% sulla frutta, però i consumi sono calati, quindi i nostri prodotti che sono apprezzati in tutto il mondo, i nostri produttori dovranno attrezzarsi per andare verso l'esportazione, perché questo è l'unico mercato che sta crescendo ed è la grande opportunità che peraltro sta sfruttando in maniera straordinaria il Prosecco, ma non dimentichiamoci dei prosciutti e dei formaggi di cui siamo leader a livello mondiale.
Ecco, stiamo per chiudere la trasmissione proprio in 2 parole, quindi Quaggio, questa opportunità da cogliere per le imprese, l'esportazione di questi prodotti d'eccellenza nella produzione dei quali il nostro territorio è sicuramente ai vertici delle classifiche. Beh, sicuramente il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo e questo è sicuramente gioca sicuramente a nostro vantaggio. Se pensiamo che da studi recenti nei prossimi 30 anni la richiesta di prodotti agricoli aumenterà del 70%, diciamo che l'agricoltura in prospettiva sarà una delle attività maggiori del futuro. Molto, molto prossimo, non così distante. Bisognerà in Italia lavorare molto per il mercato interno, che è abbastanza assodato, ma sicuramente per un mercato estero che richiede comunque sempre molto prodotto italiano e in cui noi a livello proprio organizzativo come mercato spesso siamo carenti. Bisogna lavorare molto sicuramente sulla produzione, ma anche proprio su quella che è la commercializzazione del prodotto e calcolando proprio la qualità del nostro prodotto. Ecco, per riuscire a valorizzare al meglio certo. questi prodotti del nostro territorio. È terminato il tempo a nostra disposizione per questa sera, anche se ci sarebbero davvero tantissime altre cose da dire, ne parleremo magari in una prossima puntata. Io intanto vi ringrazio per essere stati qui con noi questa sera, un ringraziamento quindi a Paolo Quaggio, Presidente della CIA di Venezia, e a Nazareno Gerolimetto, consigliere regionale del Veneto. Un ringraziamento naturalmente anche a voi telespettatori per averci seguito. 20:10 ritorna la prossima settimana. Buona serata. Buonasera. Buonasera.